Lega Pro. È un campo difficile, è una squadra dove comunque si sta facendo valere in questo campionato, perché comunque ha giocatori importanti e non è facile. Però, come ho sempre detto, noi ci sono questi 3 giorni per preparare queste partite e cerchiamo e vogliamo chiudere quest'anno nei migliori dei modi. Quindi siamo fiduciosi, dobbiamo affrontare come abbiamo affrontato queste partite con grandissima umiltà, perché questa deve essere la nostra forza per questa nuova fine del 2012 e ripartendo dal 26. Signori, vi lascerei a Francesco che... Scusami solo un attimo, tornando un attimo sul mercato, insomma, volevo sapere qual era la sensazione che tu hai in questi giorni, visto che è vero si apre un mese importante, non si giocherà, quindi quella con Lanciano fino a prova contraria potrebbe anche essere la tua ultima partita a fatto. Cioè, noi abbiamo la sentenza. No, il mercato, hai detto anche tu, quello con Lanciano è la tua ultima. L'ha cacciato. Hai detto anche tu, il calcio non si può mai dire. Perché lo dice la storia, cioè non io. Poi l'ho sempre ribadito, cioè, sempre detto la mia opinione, la mia volontà, ecco. Però bisogna lasciare quell'1% che fa parte di questo mondo, ecco. Non sarà la mia ultima, spero che non sarà la mia ultima partita, poi come sapete meglio di me può succedere di tutto, ma cioè, sono voci in questo momento, cioè, veramente sono, per quanto mi riguarda non so niente di certo e manco mi faccio prendere da queste situazioni. Fa sempre piacere, però comunque quando uno si è chiacchierato nel bene e nel male è importante che se ne parli, quindi ci fa piacere, però adesso c'è Lanciano, pensiamo a Lanciano, faccio il mio ultimo gol con Lanciano e poi dell'anno e poi vi vengo a salutare per il nuovo 2013. Magari sul rigore? Ecco, quello mi piacerebbe sinceramente, visto che ne ho tirato una media spaventosa che lo sbagliavo subito, mi farebbe molto piacere. Un'ultimissima cosa, Agnello, tornando al discorso dell'attacco sovraffollato, tu hai giocato anche da esterno, nel tridente. Sì, ma sinceramente nel 4-4-2... Nel 4-4-2 ti vedi ala? Sinceramente in passato l'ho fatto, ma non è il mio ruolo. Quello lo posso dire tranquillamente. Non sono un esterno da 4-4-2. Ecco, all'occorrenza si potrà fare 10 minuti, un quarto d'ora, quando ci sarà un'emergenza. Darò sempre la massima disponibilità e il 1000 per 1000 perché è giusto che sia, però dopo non rispecchia le mie caratteristiche. Io vi ho sempre detto, 4-3-3 sono una punta esterna, 4-4-2 sono una seconda punta e quello mi assumo sempre la mia responsabilità, ma il 4-4-2 dopo diventa un po' più problematica la situazione. Va buono. Faccio tante auguri a tutti. Tanto, buonasera, buon principio. Speriamo di vederci.